Bentrovati 7 giorni dopo e grazie ancora una volta per averci scelto. Un grazie anche alla redazione giornalistica, da Attilio Sabato, ma soprattutto a chi comanda dall'altra parte in regia e seleziona i servizi per l'appunto nell'arco di una settimana, che è il nostro regista Luca Chito. Prima riflessione da fare è quella sui temi della politica o soprattutto su quelli che poi saranno gli accadimenti che da qui al 26 gennaio ci porteranno a dover rieleggere il Consiglio e la Giunta regionale di questa nostra regione. Perché se da una parte il centro-sinistra e il PD in particolare sembrano aver trovato un candidato che dice, ha gridato un po', ha invitato agli apparentamenti con inviti anche palesi per quello che riguarda i 5 Stelle, che poi ovviamente vedremo non hanno aderito, e dall'altra c'è Oliverio che invece dichiara in Assemblea Nazionale di poter fare un passo indietro, a patto che però il candidato sia una persona giovane, un candidato che debba venire con una ventata di novità per quello che riguarda la Calabria. Passando al centrodestra, ovviamente dopo il veto su Occhiuto posto da Salvini in primis, sembra che però poi negli ultimi giorni Salvini lo stesso ammetta che il centrodestra vincerà le prossime elezioni regionali a man bassa senza e a prescindere soprattutto dalla scelta da chi potrà essere il candidato. Il 5 Stelle abbiamo visto in questa fine settimana che ha lanciato definitivamente con Di Maio a Catanzaro la candidatura del civismo, rappresentata in questo caso da un professore di economia all'Università della Calabria che è Aiello, il quale si è detto immediatamente disponibile a verificare quelle che sono le possibili collaborazioni anche eventualmente in vista di un ballottaggio. Intanto però rispetto alle altre coalizioni sono partiti avanti. Ciò che manca in generale a noi calabresi, al netto poi di quelle che sono anche le altre candidature che citiamo, da Tanzi a Nucera, in regime ovviamente di par condicio, pre-par condicio, sono i programmi che non riusciamo a individuare, non riusciamo a leggere, non riusciamo a capire quali possono essere le ricette che possono rilanciare un'azione politica e di governo per una Calabria nuova, una Calabria diversa, una Calabria che deve risolvere tantissimi problemi. Dall'altra poi, parlando, cambiando argomento, ma sempre se volete di politica si tratta, ci sono anche i problemi interni alla magistratura, tante azioni importanti portate avanti alla DDA che hanno sgominato degli apparati criminali che a volte sembrano essere così nascosti, ma che condizionano fortemente la vita, soprattutto economica, delle città, di tante città. A Cosenza una grande operazione, in altri luoghi importanti della Calabria con eccellenti arresti, e soprattutto per quello che poi sono le consorterie consolidate dell''ndrangheta in Calabria, ma ci sono anche delle altre notizie che arrivano nella magistratura stessa e che capiremo, speriamo, nei prossimi giorni. Intanto però lanciamo i titoli. Emergenza maltempo. Pioggia, vento e mareggiate creano forti disagi e pericoli in Calabria. Emergenza rifiuti. Cosenza, impianto saturo, fermata la raccolta. E intanto le tute gialle protestano in città. Sanità. Il governo autorizza la nomina dei commissari per le ASP calabresi, individuati da Cotticelli. Trasporto. Contratto di servizio Trenitalia Regione Calabria, 300 milioni di euro per 27 nuovi treni entro il 2026. Qualche buona notizia rispetto però alle tante emergenze che affliggono la nostra terra e in primis ovviamente la prima pagina è dedicata al maltempo che ovviamente con piogge, vento forte e mareggiate ha creato disagi e notevoli problemi in tutta quanta la regione. Prosegue l'ondata di maltempo che da quasi 24 ore sta imperversando su tutta la regione. Vento forte, mareggiate lungo le coste e pioggia incessante stanno mettendo a dura prova il territorio. Si tratta di uno scenario con pochi precedenti che, se dovesse concretizzarsi, potrebbe provocare significativi danni lungo il litorale. Queste le parole del sindaco di Tropea Giovanni Macri, che ha disposto per domani la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. La decisione è stata adottata a seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, nella quale si afferma che le previsioni per la serata di oggi e per la giornata di sabato consigliano particolare prudenza. Si prevedono in città raffiche di vento intorno ai 100 km orari e onde di oltre 6 metri, oltre ad intense precipitazioni. Ma anche a Renne, in provincia di Cosenza, si sono vissuti momenti di paura per un cornicione in lamiera di un palazzo su via Salvatore Allende che penzolava, forse per le forti raffiche di vento, e cadendo avrebbe provocato numerosi danni. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, allertati non solo dai passanti ma anche dai condomini del palazzo, che con l'utilizzo di un'autoscala hanno messo in pochi minuti in sicurezza la zona.
Pochi giorni di maltempo e emergono tutte le fragilità di questa nostra regione che necessita di interventi strutturali, infrastrutturali decisi e importanti al fine di migliorare quelle che poi, è chiaro che sono delle condizioni del tempo eccezionali in alcuni casi, ma è pur vero che la fragilità di questa nostra terra, soprattutto in quello che riguarda la litoranea, ma scopriamo anche le città, si manifesta in questi casi, soprattutto quando il maltempo imperversa così e le raffiche di vento che non hanno lasciato assolutamente tregua alla nostra regione, ma che a partire da questo fine settimana dovrebbe, se non altro, avere una tregua. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra emergenza che è quella che stiamo seguendo da più tempo, che riguarda tutta quanta la regione, che è quella relativa ai rifiuti. E parliamo di Cosenza perché l'impianto è saturo e soprattutto è ferma la raccolta, ma c'è un'altra protesta che è quella delle tute gialle. Rifiuti, il problema a Cosenza al momento resta, anzi la situazione diventa più difficile. L'impianto di trattamento è di nuovo saturo, dunque impossibile conferire il residuo in discarica. Palazzo dei Bruzzi invita i cittadini a non esporre stasera l'indifferenziata perché non sarà raccolta. Nella nota diramata dal comune si legge che ad eccezione dei rifiuti indifferenziati prodotti dalle strutture sanitarie e ospedaliere, dalle scuole e dalla casa circondariale, al fine di preservare l'igiene pubblica e il decoro urbano di Cosenza si invitano i cittadini a non esporre il residuo, in quanto nella giornata di domani il servizio non sarà espletato. L'amministrazione confida, si legge nella nota, nella sensibilità e nella collaborazione dell'intera cittadinanza, impegnandosi affinché le criticità possano essere superate al più presto. Stessa situazione a Paola. Anche nella città del Tirreno domani sarà sospeso il servizio di raccolta indifferenziata. Solo pochi giorni fa in prefettura a Cosenza si è cercata attorno a un tavolo una soluzione. Dopo l'incontro era sembrato potesse esserci almeno una breve tregua, invece si è in piena emergenza. Ieri vi abbiamo raccontato l'assemblea delle tute gialle di Ecologia Oggi, la società che si occupa della raccolta rifiuti nel territorio cosentino, che hanno deciso successivamente di recarsi a Palazzo dei Bruzzi per chiedere delucidazioni sulla loro situazione economica. I lavoratori che lamentano la mancata corresponsione dello stipendio di novembre dopo la comunicazione da parte dell'azienda con difficoltà nei pagamenti anche di dicembre 13ª hanno deciso di mobilitarsi e dopo un corteo su via Popilia si sono nuovamente spostati al comune occupando il salone di rappresentanza. Una situazione preoccupante scaturita dal blocco dei pagamenti delle fatture relative al servizio da parte dell'ente comunale, ritardi relativi ai mesi di giugno, luglio e agosto 2019. Rivendicano un diritto sacrosanto, siamo stanchi, dicono, dei balletti di responsabilità, vogliamo ciò che ci spetta, che è frutto del nostro lavoro quotidiano. Come se non bastassero gli impianti saturi, arrivano anche le tute gialle, giustamente a rivendicare quello che è un loro sacrosanto diritto nel percepire lo stipendio. C'è un famoso gioco e balletto tra l'azienda, che ovviamente gestisce la raccolta, e il comune, ma il comune di Cosenza ha provveduto alla liquidazione di un pagamento di 800.000 euro, ma nonostante ciò l'azienda pare debba verificare quali sono i conteggi prima di pagare, di corrispondere gli stipendi arretrati ai lavoratori. Ci auguriamo ovviamente per i lavoratori, considerando il periodo, ma in generale rispetto di ciò che fanno nel quotidiano, che tutto ciò possa trovare una soluzione nelle prossime ore e ovviamente ve ne daremo comunicazione. Ma torniamo al tema caldo, che è quello della rilevazione dei siti dove possono sorgere i nuovi impianti, perché è stato fatto a Rende un convegno proprio per questo motivo sull'emergenza dei rifiuti. Sentite un attimo. La questione dei rifiuti è al centro del confronto promosso a Rende dal Lato 1 Cosenza e dal Comitato Interdisciplinare Rifiuti e Salute. Il titolo dell'appuntamento, NIMBY, acronimo inglese che significa non nel mio giardino, traduce la posizione oggi prevalente di contrarietà alla realizzazione di impianti o discariche in luoghi vicini a dove si vive o si lavora. All'incontro hanno partecipato sindaci, amministratori locali e associazioni ambientaliste. I relatori si sono confrontati sull'importanza della presenza nei territori di un
un'efficace filiera impiantistica integrata, ma anche sulla conoscenza delle modalità di funzionamento di tali infrastrutture comunemente ritenute inquinanti e nocive per la salute, oggi al contrario è stato sottolineato dotate di strumenti innovativi e tecnologicamente avanzati, tali da consentire un'adeguata rigenerazione del rifiuto e una rigorosa gestione degli scarti. I sistemi di gestione dei rifiuti vanno visti assolutamente in modo integrato e adottati secondo le necessità. Il convegno ha registrato anche l'intervento di Paolo Russo, deputato e già presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Nelle regioni del Mezzogiorno, ha detto, milioni di tonnellate di spazzature in mancanza di impianti vengono spedite in giro per il mondo per essere valorizzate altrove. Servono impianti, un'impiantistica moderna capace di rispondere ad una domanda sempre diversa da parte di chi produce. I cittadini producono rifiuti. La raccolta differenziata va implementata, va aumentata, ma soprattutto va aumentata una raccolta differenziata capace di individuare quei prodotti che sanno stare sul mercato e che nel mercato possono trovare una loro valorizzazione ed anche un riuso. I lavori sono stati conclusi dal presidente del Lato di Cosenza, Marcello Manna. Noi dobbiamo affrontare l'emergenza e affrontarla anche in modo molto serio e soprattutto in modo con tempi ridottissimi. E quindi individuare le discariche, individuare il sito per l'ecodistretto e quello che serve per il territorio. Poi bisogna progettare il futuro. C'è un commissario che deve prendere ovviamente subito le funzioni, individuare la sede dell'ecodistretto, individuare le discariche fino a quando non si arriva ad una messa a regime della nostra provincia. Che sarebbe stato un compito difficile, lo avevamo anticipato, tanto è vero che per individuare l'area idonea dove creare l'ecodistretto sul territorio provinciale cosentino è stato nominato un commissario ad acta, l'ennesimo soggetto super partes chiamato a dirimere una questione che riguarda la nostra regione evidentemente molto intricata. Dopo il no secco alla realizzazione dell'impianto nell'area di Morano Calabro, dove la candidatura è stata revocata per le proteste della popolazione, anche l'ipotesi Rende sembra difficilmente percorribile. Il confronto su quella che al momento probabilmente è solo un'idea parte già tra le polemiche e chiusure nette. In una conferenza sull'emergenza rifiuti in provincia, i consiglieri di minoranza del comune guidato dal sindaco Manna hanno inteso chiarire da subito la propria contrarietà alla realizzazione di un ecodistretto sul territorio rendese e anche nella limitrofa Castrolibero. Negli interventi è stata evidenziata la presenza nell'area di una centrale a biomasse, di un impianto privato per il trattamento dei rifiuti, di un depuratore consortile e della legnochimica che ad oggi attende ancora la bonifica. Un altro intervento simile, per gli esponenti della minoranza, non sarebbe sostenibile. La palla ripassa al commissario. Chiaro che va trovata una soluzione sia per quello che riguarda le discariche ma soprattutto per l'ecodistretto. Nessuno lo vuole, eppure a giudicare da chi ne sa più di noi. Non dovrebbero esserci pericoli, probabilmente la popolazione dovrebbe anche essere a conoscenza di quelli che poi possono essere gli eventuali concreti pericoli e rischi di inquinamento, ma soprattutto nocivi per la salute dei cittadini stessi, perché sappiamo che già la situazione a Rende è abbastanza delicata e per questo sono vibrate le proteste contro chi non vuole la realizzazione di questo distretto, che comunque in ogni caso dovrà essere fatto e toccherà quindi al commissario nominato appositamente decidere. Cambiamo argomento e parliamo di un altro tema importante per la Regione, che è quello relativo alla sanità. Abbiamo atteso e ancora atteso, ma il Governo ha autorizzato la nomina dei commissari per le ASP calabresi, ovviamente individuati da Cotticelli. Il governo dà l'ok ai nuovi commissari delle ASP e delle aziende ospedaliere della Calabria, un provvedimento atteso da mesi, da quando cioè il decreto approvato la scorsa estate ha comportato la decadenza di tutti i manager in servizio all'interno delle strutture sanitarie regionali che fino ad oggi sono state rette da dirigenti facenti funzione. I nomi dei commissari sono stati proposti, così come prevede il decreto Calabria, dal commissario Saverio Cotticelli. Per l'ASP di Cosenza è stata indicata Daniela Saitta, 52 anni, messinese, professore aggregato di matematica finanziaria presso la Facoltà di Economia dell'Università La Sapienza di Roma e consulente della Procura di Roma e perito per il Tribunale della Capitale. Al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria va Iole Fantozzi, 58 anni, cosentina, ingegnere civile, dipendente dell'ASP di Cosenza e consulente di numerose strutture sanitarie. Giuseppe Giuliano, 53 anni, indicato per l'ASP di Vibo Valentia e l'attuale direttore generale facente funzioni dell'azienda ospedaliera universitaria Mater Domini
Termini di Catanzaro. Giuseppe Zuccatelli, 75 anni di Cesena, ex subcommissario in Abruzzo per le 2 aziende ospedaliere di Catanzaro, il Pugliese Ciaccio e il Policlinico Universitario Mater Domini. L'ASP di Reggio Calabria e Catanzaro, sciolte per infiltrazioni mafiose, invece restano guidate dai commissari prefettizi. I nomi trasmessi da Cotticelli al governo a fine novembre sono stati proposti dal commissario della sanità calabrese senza l'intesa con il presidente della regione Mario Liverio, intesa prevista ma non imposta dal decreto Calabria. Adesso il conferimento degli incarichi dei nuovi commissari straordinari delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere verrà perfezionato con i decreti del ministro Speranza. Certo, una delle cose previste dal decreto Calabria, cioè la nomina dei commissari, sentito il parere del governatore della regione, è stata fatta. Adesso speriamo e attendiamo, nonostante poi il veto posto da Oliverio, che non era d'accordo su questi nomi, ma in ogni caso la ratifica da parte del governo, che qualcosa di nuovo accada e che soprattutto si comincia ad amministrare nella direzione giusta questa tanto disfrattata e soprattutto malmessa sanità regionale. Cambiamo argomento e parliamo di un argomento che è relativo a un punto nevralgico di sviluppo per il nostro territorio, che è quello relativo ai trasporti. C'è stato questo contratto di servizio stipulato tra Trenitalia e la Regione Calabria, dove sono stati impegnati 300 milioni di euro per 27 nuovi treni, che dovrebbe essere sviluppato l'intero progetto entro il 2026. 27 nuovi treni e il rinnovo della flotta regionale entro il 2026, investimento 300 milioni di euro nero su bianco nel contratto di servizio tra Regione e Trenitalia. Tra i treni previsti nuovissimi POP, i convogli di media capacità e i treni ibridi, il documento firmato dal Presidente della Regione Calabria e da Sabrina De Filippis, direttore della divisione passeggeri regionale di Trenitalia a Catanzaro. Noi abbiamo lavorato 2 anni per definire il nuovo contratto di servizio, è un contratto di servizio che è proiettato in 15 anni, è un investimento imponente, 1,5 miliardi di euro, ed è un investimento che consente di rafforzare il trasporto pubblico locale, quello su ferro, ed è un contratto che prevede investimenti nell'ammodernamento del materiale rotabile. Previsto per i primi mesi del 2020 anche l'avvio del collegamento con una freccia tra Reggio Calabria e Venezia. Obiettivo è stato spiegato nel corso dell'incontro con i giornalisti, a cui ha preso parte anche l'assessore ai trasporti Roberto Musmanno, e potenziare i trasporti regionali migliorando la qualità del servizio per i tanti pendolari. Noi ci auguriamo che questo progetto possa prendere il via e soprattutto trovare la giusta collocazione e essere completato entro il 2026, perché anche la notizia di un collegamento veloce tra Reggio Calabria e Venezia mica male, ma soprattutto il miglioramento di quelli che poi sono i vetusti mezzi di collegamento, consentitecelo di dirlo, che in Regione Calabria spesso noi passeggeri, noi utenti abbiamo. Una ultima notizia, che è una notizia ancora positiva, perché c'è una grande manifestazione che si svolge a Mormano ogni anno ed è Perciavutti. Questo del 2019 ha avuto un grandissimo successo di pubblico e una grande partecipazione. Anche quest'anno a Mormano si è rinnovata la tradizione del rito laico dell'assaggio del vino nuovo con la 18ª edizione di Perciavutti. Perciare le botti nel giorno dell'Immacolata Concezione era il compimento dell'attesa che ogni famiglia realizzava nel provare il prodotto finito. La tradizione a Mormano è stata trasformata in un evento dal grande valore culturale e turistico esperienziale che ogni anno regala alla città del fagiolo poverello bianco un'invasione pacifica di turisti ed appassionati che attraverso la festa di Perciavutti scelgono il Pollino per un viaggio slow a stretto contatto con la comunità e i suoi ritmi. È una tradizione che diventa evento appunto culturale e turistico, è un nostro orgoglio, è l'orgoglio del nostro territorio. Oltre 200 i volontari nei 4 vuttari dei rioni Casalicchio, Costa, Capoloserra e Torretta, impegnati nel grande evento dell'inverno organizzato dalla locale amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione comunale e
e l'apporto della Regione Calabria e del Parco Nazionale del Pollino. Questa è una festa che parla al popolo, diciamo, di questo territorio, ma vuole anche aprirsi, ecco, per far conoscere questa grande tradizione del cibo di questa terra, far conoscere questa grande, come si viveva una volta, le storie e le identità di queste comunità che sono uno dei punti di forza del nostro territorio e del nostro parco. La serata è stata lietata dal concerto di Tony Esposito, Ciccio Nucera e la sua band. Lo Slow Food Made in Pollino chiude questo numero di Seven. Noi ovviamente vi salutiamo e come al solito vi invitiamo a frequentare quelle che sono le programmazioni culturali sia dei teatri che dei cinema, ma dei musei, perché no, e delle biblioteche, e poi soprattutto in ottica dell'imminente Natale, in ottica di quelli che potranno essere i vostri regali, le vostre scelte, vi lasciamo con un bel regalo, perché dal 13 dicembre è disponibile il secondo singolo di Bruno Risas che si chiama Per Due che come noi, per appunto uscito il 13 dicembre, ribadiamo, e con tantissime visualizzazioni già sui canali YouTube, che anticipa l'imminente uscita dell'intero album che è prevista per gennaio 2020. Vi salutiamo, vi invitiamo a restare sul 10, questo è Ten, il canale dell'informazione. Che poi chi l'ha detto che è peggio un culo di un cuore e che serve una canzone per parlare d'amore. Ma non confondere l'amore e l'innamoramento che oramai non è più tempo e senza perdere il senso dell'orientamento quando fuori tira vento. Per due che come noi non si son persi mai e che se guardi indietro non ci crederai, perché ci vuole passione. Vuoi fare un bambino o lo faccio io? Se ti fa piacere.